Signora, buongiorno. Ma Buongiorno. cosa abbiamo qui? Sentiamo il profumo dell'origano. Qua abbiamo origano, abbiamo maccheroni. Maccheroni fatti in casa. Fatti a mano, come una volta. Sì, come una volta. Guarda, stai andando con pasta, su io sono tornati. Quindi tra poco porterà ancora la Sì, pasta qui. porto la pasta e facciamo con il ferro e così, giusto, ci facciamo l'intervista. Perfetto, ritorneremo Va bene, allora qui. va bene, Tanto qui va c'è bene. l'origano siciliano. Sì. Quali Sì. sono le altre bontà che troviamo? E le altre bontà sono i castagni, i peperoni, i melicaghi, i meligrani, e olive, i kiwi e i limoni che siamo propriamente in Questi sono i limoni siciliani Sì, che vengono da qui, da questa zona. Sì. Ma c'è tanta fatica dietro. La fatica praticamente non si sa. Non C'è si l'amore sa. per la terra, per il territorio. Certo, se non c'è la passione non si può fare niente. Allora, come si sta trovando a Fiumi di Nisi? Benissimo, perché io ho 59 anni che sono qua a Fiume di Nizza, perché andare a Cina non ci hai fatto mai. E ci troviamo bene con mio marito. Invitiamo allora tutti a Fiumi di Nisi, magari alla prossima edizione di Capricci d'autunno. Esatto, chi vuole venire, sì. Va bene, tra una mezz'oretta venite che io ora preparo subito. Perfetto, allora tra mezz'oretta ritorneremo qui in questo stand a vedere la preparazione dei maccheroni. Intanto qui abbiamo anche la birra al miele, guardate. Eccola qui, la birra al miele e poi tanto miele in questo stand. C'è anche la crema miele alla nocciola. Queste sono le eccellenze siciliane a Capricci d'autunno, Fiumi di Nisi. Guardate che spettacolo, non possono mancare le castagne. Salve! Un saluto a tutti gli amici di Bella Sicilia Onda TV da Fiumi di Nisi, dal signor Gaspari. Grazie. Salve. Buonasera. Allora qui ancora castagne calde. Guardate che spettacolo, che bellezza. Non sono Queste sono alcune delle eccellenze a Capricci d'autunno, Fiumi di Nisi, ultima giornata per quest'anno, quindi ci diamo appuntamento agli altri eventi qui a Fiumi di Nisi e poi a Capricci d'autunno il prossimo anno. Bellissima giornata di sole anche oggi, guardate. Qui abbiamo il pane cunzato e tante altre specialità. E qui l'angolo dedicato alla ricotta, alla mozzarella, ai formaggi. Qui i salumi, la porchetta. Ma siamo ancora al lavoro. E siamo sempre qui, E allora, in tanti l'hanno visto in questi giorni, vero? Sì. E allora salutiamo tutti gli amici di Bella Sicilia Onda Salutiamo a TV. tutti. E questa è la casetta della Proloco, guardate che bello. Il tavolo, così come una volta, riprodotto qui. Abbiamo fatto sia nel laboratorio. E tante altre specialità prodotte dalla Proloco. Continuiamo a visitare gli stand di Capricci d'autunno. Un pomeriggio particolare oggi, la giornata inizia da presto con la preparazione di tante specialità e poi la degustazione qui sul corso principale. Fateci sapere da dove ci state guardando, da dove ci seguite, scrivetelo nei commenti e poi vi aspettiamo in Sicilia. Raccontateci anche quali sono gli eventi che amate di più, che apprezzate di più. Salve, ma cosa troviamo in questo stand? Salve, questi sono crepe e bubble tea. Com'è andata questa edizione di Capricci d'autunno? Molto bene. È la prima Molto volta movimentato. per lei che partecipa? Come stand no? Io personalmente sì. Bene, Come stand appuntamento. Iogorino, Santo Teresa Allora, di Pisa, appuntamento al prossimo anno adesso. Grazie. no.
Vediamo cosa troviamo ancora di buono qui. Capricci d'autunno. Salutiamo tutti gli amici che stanno scrivendo in questo momento e che ci salutano da varie località d'Italia, anche dall'estero. Ne abbiamo portato l'immagine di Fiumi di Nisi, i suoi produttori, in giro per il mondo, e qui incontriamo la signora Maria. Signora, salve! Onda TV Bella Sicilia, anche oggi i maccheroni avete preparato? Sì, mi Siete stanchi? Ma con tanto entusiasmo, tanta voglia, con tanta Tanto passione. lavoro, eccoli qui i maccheroni. E poi questi sono invece Sono le orecchiette fatte in orecchiette. casa. E stasera si replica, ritorna a preparare i maccheroni? Poi sistemiamo tutto e poi facciamo quella a vista. Voglio vedere Quindi come li faremo faccio, un po' anche la preparazione dei maccheroni. di assettamento un pochino devo Perfetto, sistemare. va bene. Devo assaggiare i maccheroni, ci sono. E allora, ritorneremo qui della signora Maria tra poco. Intanto, un saluto amici a tutti voi, qui ancora a Castagne. Come mai le castagne raccolte? È la si chiamava questa La porchetta. È una verità. Capricci d'autunno, Fiumi di Nisi 2023. Un abbraccio, vi diamo appuntamento al prossimo anno. Prendi questo qua grande, quello là da E allora pago 48. Buonasera, Ma cosa abbiamo in questo stand? qui abbiamo il nettare degli dei, l'idromiele. Sa che cos'è l'idromiele? No. Acqua, miele, messo a fermentare in bottiglie di castagne. Bene, allora grazie, noi tra poco faremo una bella intervista per Onda TV, così ci racconterà nel dettaglio cosa c'è qui. Abbiamo anche l'aceto. L'aceto di miele, un'altra specialità. Tutto certificato bio, la mia azienda, a Pinere Oro Sicure, di Sicilia, possiamo dire. oro di Sicilia, certamente. Grazie. Fiume di Nisi sempre al top come sa. Bene, appuntamento allora al prossimo anno con Capricci d'autunno. Complimenti.